Chiaramente adesso la mia visione del mondo geopolitico è cambiata ovviamente, quindi sarò pronto quanto prima, quando Dio vorrà, a far sapere al mondo intero di quanto importante sia seguire collettivamente la scienza, quella che ti sana e che ti salva. Il ricovero nella terapia subintensiva dell'ospedale di Vittorio Veneto ha fatto cambiare visione rispetto al Covid a Lorenzo Damiano, leader del movimento Norimberga 2, già candidato sindaco a Conegliano. Non era vaccinato Damiano, che si è sempre schierato contro la cosiddetta dittatura sanitaria, il Green Pass, appoggiando le cure domiciliari piuttosto che il vaccino. Ma su quest'ultimo punto il 56enne, costretto a terapie importanti, ha cambiato idea e lo racconta in un video che ci ha fatto avere dall'ospedale, che si appresta a lasciare tra 24 ore. A volte bisogna passare per la porta stretta per capire le cose così come sono. Io ho fatto una cura monoclonale, devo ringraziare il reparto di Vittorio Veneto, sono stati meravigliosi. In ogni caso io il vaccino lo farò. Tra l'altro ho appena ricevuto una bella notizia, domani mi dimettono, ho passato tutto quello che dovevo passare. Il vaccino sia autentico e condiviso ovunque nel mondo, continua, auspicandosi che tutti siano uniti, scienziati e potenze internazionali, nel combattere questo virus. Bisogna perdonare tutti e ricominciare da zero, bloccare la fonte di questo male e nel frattempo fatevi questo vaccino.